in 30 anni ci siamo giocati l'auto, ci siamo giocati la siderurgia, ci siamo giocati la chimica, ci siamo giocati l'informatica. Noi avevamo industriali di quelli coi coglioni veri, avevamo gli Olivetti che insegnavano agli americani cos'era l'informatica, avevamo Piaggio che ha venduto 160 milioni di Vespe nel mondo. E Berlusconi io non credevo che fosse un uomo straordinario, ma fa delle cose che non si capisce. È che va in quelle cliniche per dimagrire, gli fanno la liposuzione e devono avergli liposucchiato una parte del cervello. Finalmente faremo chiarezza, finalmente non ha più il politico da dargli delle pennellate di unto, non unge più dei politici, c'è rimasto lui e deve rischiare lui, perché è un uomo che questo qua, che sta facendo, tra un po' farà un botto pazzesco, perché è un uomo che è cavaliere del lavoro, ma dovrebbe essere chiamato cavaliere dell'Apocalisse, perché c'ha 4.000 miliardi di debiti. Ma come fa uno a fare 4.000 miliardi di debiti? Io dovevo 300.000 lire a uno, mi dormiva sul pianerottolo se non glieli davo. E questi sono i grandi economisti. Io vi dimostro geometricamente che la politica non esiste in Rai. La lottizzazione, va bene? Questo è Craxi, faccio il centro di Craxi. Lo chiamiamo centro di Craxi, non pensate, è il centro geometrico. Giusto, se io ti tiro un raggio dal centro sulla circonferenza, lo chiamo R, al punto I, cosa ottengo? Che qualsiasi punto in quest'area di Craxi è raggiungibile dal raggio, è vero sì o no? Quindi posso dire che l'area in cui c'è Craxi è uguale al raggio AI, giusto? AI. Quindi potrei dire che longo è uguale a P, però non sta bene. Allora dico che longo è uguale a 2P, che è come dire longo uguale a P2. Allora, io sono stato alla Fiat. Nel 95 mi mandano a chiamare, vi dico anche chi, ingegner Scolari e ingegner Massa, mi dicono: signor Grillo, la Fiat è nella merda, abbiamo bisogno dell'immagine, non fare una cosa tecnologica, l'immagine, venga lei a vedere se possiamo fare un discorso pubblicitario, la sua immagine che va a idrogeno con la nostra, vengo se producete una macchina alternativa. Sono andato a Orbassano dove progettano tutto, a Orbassano, qua, entro a Orbassano, c'erano tutti gli ingegneri col camice bianco, mi dicono: Grillo, venga a vedere. Tirano un telone pieno di polvere, mi dicono: questa è la macchina a idrogeno che abbiamo fatto nel 76. Ma non lo dica a nessuno, che se sanno che gliel'ho detto io mi licenzio. Poi di un altro telone scoprono un'altra macchina ibrida, metano elettrica, nell'82 l'hanno fatta. Dentro un telone, dentro un magazzino. Un'altra macchina per la nebbia. Quanti centinaia di morti ci sono sulle autostrade per la nebbia? Nell'87 ha fatto una macchina con una telecamerina davanti che si aggrappava, una specie di GPS con degli raggi infrarossi, agganciava la macchina, dopo potevi andare nella nebbia tranquillamente. Mi hanno detto: signor Grillo, lo dica lei in giro, perché a lei ci credono, lei è un comico, noi siamo ingegneri. Allora io sono venuto qua a presentare un progetto che con 1 miliardo finanziato da Greenpeace hanno preso 2 ingegneri privati, hanno preso una Twingo che poteva essere una Punto e l'hanno trasformata. E lì c'è la macchina che con 2 litri fa 100 km con le prestazioni migliori della Twingo. Una macchina carina, 5 posti, hanno agito sul CX, coefficiente aerodinamico, quindi spoiler, hanno messo cose, attrito, meno consumi. Sul peso, meno consumi, e il motore, andate a aprire quella cosa lì e vedete una cosa che sa dice: ma che cazzo di motore è? È un motore da 356 centimetri cubici, non servono 8000 di cilindrata, 350 con un turbocompressore. Fa le prestazioni migliori della macchina da cui è stata presa il progetto, che è la Twingo. 2 litri. Allora è il passaggio ideale tra la benzina, che va a benzina, e l'idrogeno, che sarà fra 10 anni. Gli investimenti sull'idrogeno partono dal 2015 in poi. Allora voi, che siete già nella merda, ci siete già, non avete più niente da perdere, fatelo per i vostri figli, impuntatevi. Io sono con voi, se produciamo una macchina così e voi la costruite, io ci metto la faccia e ve la faccio vendere. Lavoriamo insieme.
Io vi porto la gente che la compra e se la comprano vi manteniamo con i vostri stipendi. Ci siamo giocati tutto e ci prendono per il culo tutti. Vi faccio vedere, attraverso il web si può arrivare a una cosa meravigliosa, attraverso la rete. Possiamo vedere come ci prendono per il culo. La Casa della Libertà, quella vera, che si chiama House of Freedom, negli Stati Uniti, fondata dalla moglie di Roosevelt, quindi hanno copiato anche il nome, neanche un'idea. Ma come cazzo fa a uscire un'idea da quelli lì? Noi abbiamo la casa delle semilibertà, la casa delle nostre semilibertà, come dicono l'House of Freedom, voi siete un paese semilibero, ce lo dicono gli americani. Mi vedere i parametri, eccoli qua, ve li leggo io. Indice di sviluppo umano. Reddito, longevità, istruzione, 20esimi tra la Spagna e la Nuova Zelanda. Indice tecnologie informatiche, 27esimi tra Slovenia e Repubblica Ceca. Numero di computer per 100 persone, noi siamo 30esimi tra la Guadalupa e l'Estonia. Cioè la Guadalupa ci mandano www e in Italia dicono, in Italia come mai non rispondete? Dalla Guadalupa. Indice di corruzione 31esimi tra la Namibia e la Malesia. Indice di libertà di stampa 40esimi tra la Bulgaria e il Mali. Siamo questi, io non ci sto, signori, no. E allora io ho scoperto una cosa meravigliosa, mancava un anello che potesse provare quello che esce da un inceneritore e il tumore che ti si forma dentro. Non c'era mai la prova. Bene, io ho scoperto 2 ricercatori di Modena, dottor Montanari e dottoressa Gatti, che hanno un microscopio a scansione ambientale, quindi vanno a vedere a 1 miliardesimo di metro e hanno visto che i metalli che escono da particelle, nanoparticelle non c'entra lui, sono nanoparticelle, si chiamano così, si chiamano così. Bene, questi fotografano queste nanoparticelle che escono dagli inceneritori di nuova generazione, le fotografano che si insinuano dentro la cellula, fanno una specie di infezione, come un granuloma di un dente, e piano piano diventano nel sangue, vengono trasportate, non sono biodegradabili e diventano poi un tumore. Non c'era mai stata la prova, adesso c'è la prova. C'è talmente una prova che ho preso questi signori, li porto ogni tanto con me. Sono venuti, hanno fatto una conferenza su quelle cose lì, a Rovigo, dove c'è una grande centrale Enel a olio combustibile. Il giudice, hanno sentito queste persone che sono ricercatori mondiali, e per la prima volta il giudice ha aperto un'inchiesta contro l'amministratore delegato Scaroni dell'epoca dell'Enel di Rovigo. Ha aperto un'inchiesta per omicidio plurimo colposo, non era mai successo. Bene, questi 2 ricercatori, dottoressa Gatti, cattedra della fisica della materia in Giappone, e dottor Montanari, me li porto in giro perché vanno in tutto il mondo, arrivano dagli Stati Uniti perché sono a rischio 400.000 persone di tumore, perché hanno respirato le polveri delle Twin Tower, arrivano dalle guerre con i proiettili all'uranio impoverito. Non è la radioattività dell'uranio impoverito che fa venire il tumore, è l'uranio impoverito che quando picchia nel metallo di qualche carro armato, sublima il metallo perché va a 3.000 gradi. A 3.000 gradi si formano queste nanoparticelle che rimangono in sospensione, e i militari li respirano. Queste particelle vanno nello sperma, si trasmettono ai figli e nascono figli deformi vicino ai poligoni di tiro. Se andate a vedere in Sardegna ce ne sono decine di nati così vicino ai poligoni di tiro. Non c'era la prova, non dicevano tutti che non era niente, questa gente ha trovato la prova. Bene, questa gente, questi 2 ricercatori hanno analizzato per anni tutto quello che mangiamo e ci hanno trovato dentro queste particelle. Hanno mandato lettere alle aziende e neanche un'azienda ha risposto, perché gli hanno detto: guardate che nei vostri cibi ci sono queste particelle, probabilmente le materie prime le prendete vicino a un inceneritore, fate un controllo. Non fanno controlli perché la legge non li obbliga. Bene, i cibi sono questi. Vai.
Dio mio, Dio mio, Dio mio. Dio mio, le macine, l'ho mangiate per 15 anni, le macine della barilla, le macine col titanio. Ecco perché facevo quegli stronzetti durissimi col titanio. Queste sono armi di distruzione di massa. Ora vi sembra normale che non vengano fuori queste notizie da nessun mezzo di informazione? Questi due scienziati sinora hanno chiamato me e hanno detto disperati, lo dica in giro per salvare delle vite, lo dica lei è un comico, a lei credono, noi siamo due scienziati. Questo qua è Titmaire ha già nominato e ha già a stipendio con i nostri soldi Duisberger, direttore della Banca Centrale Europea a Francoforte, quella che deciderà se casa tua potrà valere qualcosa, se tuo figlio potrà fare l'università o se tu ti potrai far crescere i capelli. Lo dirà uno nominato da questo Wüster andato a male, Titmaire. Terzo banchiere, Matsushita. L'hanno quasi arrestato e coinvolto in qualche casino, presidente della banca giapponese, prima banca del mondo. Guardate che faccia e guardate in fondo, vai. Lì, dal culo del drago, esce questa emorroide disumana, che è il nostro governatore della Banca d'Italia, Fazio, il grande Fazio. Beh, questi quattro li lega una cosa straordinaria, secondo me. Sono 4 banchieri di 4 banche che stampano monete e la prestano. Stampano soldi e prestano. Stampano e prestano. Noi non riusciamo più a percepire cos'è la verità, non sappiamo se una medicina ci fa bene o male, se una notizia è vera o falsa, non sappiamo cos'è un debito e non sappiamo più cos'è un credito, è vero? Ci parlano che abbiamo 2,5 milioni di miliardi di debito? Se c'è un debitore ci sarà anche un creditore. A chi cazzo li dobbiamo sti soldi? Mi dicono che io somiglio a Bossi in prima maniera, misto al Gabibbo, questo mi fa incazzare come una bestia. Cioè il D'Alema che dice questo, D'Alema, uno che mi offende, un topo che esce dopo 20 anni a 20.000 euro al mese, uno che ha dato le 3 televisioni a Berlusconi. La crisi sono loro, la crisi sono loro. Questa non è una rivoluzione ordinata. Le rivoluzioni ordinate portano a sovvertire poteri con altri poteri. La nostra è una pseudo-rivoluzione disordinata. Ognuno viene con la propria mentalità, ognuno con le proprie idee, ma coadiuvati da un'energia della rete su dei progetti. Il progetto è riprenderci il paese. Siamo al 6%, 5%. Non è nella nostra intenzione arrivare all'8, il 10, il 15 o il 20. Il nostro progetto è arrivare al 100% dei cittadini italiani che diventano Stato. La tua vita non può essere, ti alzi al mattino l'ansia, la mutuo, le cose, Equitalia, quella. Siamo in ansia tutti. C'è un consumo di psicofarmaci che è pazzesco, ma la vita è una. Ma io devo pagare io con le mie cose personali il debito che hanno fatto dei mostri. Qual è la soluzione che io ho sentito dire da questo omino pedagogo? Che loro hanno gli uomini per risanare il debito perché hanno gli uomini che apriranno il credito alle banche e il Movimento 5 Stelle non aprirà il credito alle banche. Questo è un pizzo alla rovescia. È un pizzo alla rovescia. Cosa significa? Che una banca può ricattare, può dare un credito a certe persone, a certe no? Allora il PD ha una banca? Il PD non ha una banca, il PD è una banca, è diverso. State attenti, ricordiamoci bene, nome, cognome, caratteri somatici. Quando torneranno devono andarsene via immediatamente, non devono neanche avere il coraggio di ripresentarsi, perché sono la parte più importante del problema.